Un avvio dell'estate più sereno per altri 20 lavoratori del comune di Realmonte. Nella sala consiliare, alla presenza del sindaco Sabrina Lattuca, i dipendenti hanno firmato il nuovo contratto che prevede un aumento di ore lavorative per 4 dipendenti ASU che da 18 ore passano così a 30 e 16 lavoratori RSU che da 30 passano a 33 ore. La trasformazione del contratto di lavoro dei 20 dipendenti part-time è stata proposta dal responsabile del primo settore, l'architetto Giuseppe Vella, e approvata dalla giunta comunale con immediata esecutività, offrendo con stabilità ai lavoratori e alle famiglie a garanzia di una migliore organizzazione del lavoro. Altro importantissimo obiettivo raggiunto, quello di stamattina al comune di Realmonte, ed infatti 20 dipendenti sottoscriveranno un aumento delle ore lavorative in modo permanente. Tutto ciò nasce da una proposta del dirigente che viene approvata dalla giunta all'unanimità. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di dare una maggiore dignità lavorativa al personale, ma anche una capacità di crescita e di professionalità, dall'altro lato di rendere la macchina amministrativa più efficiente, in linea con quanto dice l'articolo 97 della Costituzione, peraltro in un momento storico molto particolare dove il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ci porta a valutare e a anche integrazioni, professionalità al fine di poter attingere finanziamenti previsti per i vari interventi di cui i piccoli comuni ma anche grandi hanno necessità. Peraltro Realmonte, lo abbiamo detto più volte, città della Scala dei Turchi, vuole crescere attraverso la sua vocazione naturale che è turistica